Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mattifragols 2.0. Oggi ragazzi analizzeremo la prima parte di una nuova trilogia dedicata appunto ai popoli del mare, Shardana parte 7, e in particolare vedremo come il sardo sia parte di una lingua mediterranea. Per la realizzazione di questo video, come prima cosa, bisogna ringraziare il professor Salvatore De Dola che mi ha concesso le fonti per questo unico percorso che vedremo oggi e per diverse informazioni che sicuramente riprenderemo nel corso dei video che realizzerò in futuro sul mio canale. Come seconda cosa, spero di avervi fatto felice con questo video, lo dico già all'inizio perché così poi possiamo inoltrarci nello studio approfondito della lingua sarda, che molti mi avevate chiesto: fai un video sulla popolazione degli Shardana, e per me è veramente una cosa unica farlo, mi piace e sono pronto nel spiegare a voi queste nuove informazioni che si aggiungeranno a quei 6 video che già abbiamo realizzato, e quindi vi auguro una buona visione. E quindi possiamo cominciare. Cominciamo proprio dal titolo del video: parte di una lingua mediterranea. Perché lingua mediterranea? Perché se ci fate caso, quando noi parliamo di lingue europee, gli accademici, come anche a scuola, ci hanno abituato a pensare che tutte le lingue del mondo, diciamo così, eccetto quelle africane che sono autoctone, diciamo così, sempre secondo gli accademici, e diverse altre che non sono connesse al ceppo europeo, tutte le lingue, la maggior parte delle lingue del mondo sono state originate da una sola. Questa lingua è detta indoeuropeo. Lo dice la parola stessa, indoeuropeo. Indo sarebbe l'area iranica, diciamo così, l'India. Europeo sarebbe tutta l'Europa, quindi dalla Russia fino alla penisola iberica, passando poi per l'Inghilterra, eccetera, eccetera. In tutto questo viene compresa anche l'area italica. Noi sappiamo benissimo, secondo le fonti accademiche, che il latino e il greco, che ci interesseranno di più durante questo nostro itinerario attraverso le lingue, dopo la lingua sarda ovviamente, sono di origine indoeuropea, e noi lo sappiamo proprio perché viene detto dai libri di scuola. L'unico problema è che viene completamente cancellata l'opzione che le lingue in realtà in Sardegna, come anche nel resto di Europa e nel resto del mondo, siano arrivate prima. Andiamo un attimo bene a focalizzare questo argomento. Cominciamo dalla visione accademica, così facciamo un attimo un ripasso per vedere quali sono le fonti che dobbiamo andare a vedere e a capire bene. Tutto è iniziato linguisticamente e culturalmente parlando, per quanto riguarda l'Europa, a nord del Mar Nero, nelle steppe della Russia. Una cosiddetta cultura ramnaia che cosa ha fatto? Tra il quarto e il secondo millennio avanti Cristo ha dato vita a una serie di migrazioni che nel corso del tempo hanno portato alla fondazione di diverse culture della ceramica e, oltre a queste, culture linguistiche. La prima è stata quella della ceramica cordata, che vedete anche nell'immagine. Ok, naturalmente si è originata anche quella dell'area iranica, come stavo dicendo, e che vedete sempre nella cartina. Quindi questa cultura ramnaia, del cui genoma noi europei abbiamo la maggior parte, quindi il DNA e quindi la scienza fornisce le basi per questa teoria degli indoeuropei, non è del tutto inventata. Il problema è un altro, adesso lo capiremo.
Quindi questa cultura ha dato origine a una serie di migrazioni che nel corso del tempo, quindi fino al secondo millennio avanti Cristo e anche successivamente, hanno dato origine ai popoli europei e di conseguenza anche alle lingue europee. L'evoluzione delle lingue ha poi dato una base per tutto quello che avverrà dopo, perché poi le lingue greche si sono poi sviluppate nel greco antico, che poi si è evoluto in quello che è il greco antico. Le lingue italiche, a seguito, hanno dato origine poi al latino, e il latino poi con l'impero romano si è diffuso in tutto il Mediterraneo ed oltre, e ha dato origine poi alle lingue romanze, che derivano proprio dalla lingua latina. Tra queste viene fatta rientrare anche la lingua sarda, chiamata appunto neolatina, cioè che deriva dal latino. Preannuncio dalla seconda diapositiva di questo video, che questo argomento è molto complesso. Io non sono un linguista né un glottologo, ma mi baso sulla storia, sulle fonti e soprattutto su Salvatore De Dola, che è attendibilissimo, leggerete i suoi libri e rimarrete affascinati. Io ne ho letti alcuni che mi ha concesso e già lo conoscevo in passato. I primi video, come la traduzione della Stelle di Nora, l'ho fatta grazie a lui, quindi poi ovviamente avrete le referenze qui o su nelle info del video o sotto in descrizione. Che cosa ci ha fatto capire? Che quindi il sardo dovrebbe venire dal latino, quando in realtà non è così. O meglio, non è che il sardo non sia una lingua neolatina, ma il sardo era una lingua che già si parlava prima dell'arrivo degli indoeuropei, perché questi indoeuropei, a loro volta, se ci pensate, da dove hanno trovato la lingua? Eh sì, è una domanda che comunque bisogna farsi, perché in realtà all'origine le lingue indoeuropee sono veritiere, cioè noi sappiamo che questi popoli si sono spostati verso il Mediterraneo. L'unica cosa non vera di questa teoria, e che per fortuna non viene rimarcata, ma che veniva rimarcata all'inizio quando c'erano ancora le ideologie ariane, che appunto l'uomo, no, l'uomo quello lì ariano, occhi azzurri, capelli biondi, era sceso dal nord, diciamo così, per fortuna oggi non viene rimarcata questa cosa, e che le lingue già c'erano, già si parlava in Italia, come in Sardegna, come in Grecia, come a Creta, già si parlavano le lingue, perché le lingue sono venute con l'uomo. L'indoeuropeo come cultura è arrivata nel secondo millennio avanti Cristo, quindi vediamo un attimo che ci sono parecchi anni di scarto da quando l'Homo sapiens ha cominciato ad arrivare in Europa, quindi parliamo di molto molto tempo prima, e a parlare con la lingua. Quindi dobbiamo chiarire bene queste cose perché sono importanti. Quindi ritorniamo sul filo del discorso. Indoeuropei. Indoeuropei si riversano con una serie di migrazioni verso l'Europa e verso l'Indo-Iran, diciamo così. Nel secondo millennio a.C. raggiungiamo una situazione simile. Come state vedendo in questa cartina, gli indoeuropei di quella zona lì tra il Mar Caspio e il Mar Nero hanno dato origine a diverse popolazioni, ai Celti della Gallia, ai Germani, ai Balti, Slavi, Illiri, Sciiti, Ittiti, Armeni, Medi, Persiani, Iranici, Indo-Ariani, e quindi con la lingua del sanscrito, no, che viene classificata tra gli indoeuropei, i Traci, i Frigi, gli Achei e poi gli Italici. Tra questi ci sarebbero anche i Sardi. O meglio, secondo alcune teorie, la lingua in Sardegna non poteva arrivare al tempo degli indoeuropei. Quindi la lingua sarda c'era già prima.
E quello che vanno contro gli accademici è dire che in realtà la lingua sarda non c'era, che è arrivata con i latini, quando in realtà non è così. Perché sicuramente questi indoeuropei, come abbiamo già visto anche prima, nel 4000 a.C., quella migrazione che portò Ezio, abbiamo visto nel secondo video della prima trilogia di tanto tempo fa, quel video, quindi se volete andare a vedere controllate. In Sardegna già c'erano arrivate le persone, gli uomini, l'Homo sapiens, già c'era. Quindi questi indoeuropei hanno portato la loro cultura e la loro lingua ad una civiltà che già l'aveva ed era la civiltà europea, ok? Quindi la civiltà europea già possedeva un patrimonio linguistico di suo e non ha fatto altro che sommarlo, quindi aggiungersi. E i primi, diciamo così, le lingue non sono mai, come ha spiegato benissimo Salvatore De Dola nel suo libro, le lingue non è che arriva il latino, no? L'impero romano conquista tutto e dice basta, allora nel Mediterraneo si parlerà soltanto il latino. Non è vero, non è stato così. Le lingue non è che tu gli arrivi, gli prendi una pistola in fronte e gli dici cambia lingua, no? Le lingue mutano nel tempo, non è che arriva una lingua e l'altra si cancella, ok? Le lingue o vengono smesse o smettono di essere in uso, come è avvenuto per gli Etruschi, ad esempio, con i Romani, che hanno distrutto la civiltà etrusca effettivamente, perciò poi si è smesso di parlare in etrusco. Per quanto riguarda la Sardegna, invece, un'isola del Mediterraneo che noi già sappiamo aver dato origine alla cultura sciardana, si è conservata talmente nel tempo che in realtà questa cosa degli indoeuropei e dei latini che hanno dato la cultura alla Sardegna è totalmente sbagliata. La Sardegna già aveva un patrimonio linguistico, adesso sto qui a ribadirlo. Quindi in realtà gli indoeuropei sono una teoria corretta, culturalmente e linguisticamente parlando. Però le lingue già c'erano prima e le lingue infatti che noi abbiamo oggi sono tutte viste secondo questo albero che state vedendo in questa diapositiva. Abbiamo tutte le lingue del mondo che sono connesse, vedete questo la base, il tronco è l'indoeuropeo che poi si divide in due giganteschi rami, l'indo-iranico e l'europeo. Dall'europeo poi abbiamo tutte le lingue che ci riguardano nell'indoeuropeo e poi invece abbiamo le lingue iraniche, le lingue indiche, eccetera. Quindi abbiamo concentrato la nostra attenzione nel corso di questa storia della linguistica attuale, moderna, che poi alla fine è quello di cui ce ne occupiamo, abbiamo troppo focalizzato l'attenzione sul fatto che ci siano solo questi indoeuropei e che prima non si parlava, mentre in realtà non è così. Le lingue si avevano già prima dell'indoeuropeo, ok? Quindi vi lascio osservare molto bene questo disegno di come in realtà si siano evolute le lingue. Poi avete anche l'uralico, no? Qui sotto, di connessione tramite le radici, perché qui c'è tutta una storia linguistica. Ma come sono andate veramente le cose, a parte questi indoeuropei? Abbiamo qui una cartina della migrazione dell'Homo sapiens, al di fuori dell'Africa. Noi sappiamo benissimo, fonti accreditate archeologiche, che l'Homo sapiens è uscito dall'Africa e da lì ha origine. Quindi, con tutta probabilità, proprio matematicamente parlando, la lingua è nata in Africa. Ci sono alcuni che addirittura dicono, affermano, queste sempre sono teorie, perché per quanto riguarda l'origine del linguaggio bisognerebbe dedicare un video a parte, però ormai già ci sono e ve lo cito. Alcuni affermano che le lingue siano nate dall'uomo come imitazione dei suoni in cui viveva e quindi in base alla zona geografica che occupavano hanno dato poi origine alle diverse lingue. Comunque è teoria affascinante, ma quello che ci riguarda adesso è che intorno al 40.000 anni fa l'uomo è arrivato anche in Europa, ok? Quindi
150.000, 100.000 anni fa è uscito dall'Africa e sicuramente nel 40.000 anni fa era uscito da ogni confine africano e si era diffuso nel resto del mondo, in particolare in Europa, e in Europa è arrivato anche in Sardegna. Quindi la civiltà generica esisteva, e come noi lo sappiamo perché tutte le civiltà si sono formate anche prima del 2000 a.C. con gli indoeuropei. Quindi noi ad esempio possiamo citare gli egizi, i sumeri. Quindi la civiltà ha risalito il corso del Nilo, diciamo così, dalla zona originaria della Rift Valley, diciamo così, poi ha seguito il corso del Nilo e lì poi dal Nilo si è diffuso verso il Tigri e l'Eufrate e poi a nord, a est e a ovest. E a sud poi c'era l'Africa ovviamente. E quindi così si è formato il patrimonio umanitario che abbiamo oggi. E con esso, oltre alla lingua, ovviamente, si è portata anche la cultura. Vedete qui diverse immagini delle bellissime raffigurazioni, sia di Altamira e di altre, no? Sono bellissime e con questo viene portata anche la conoscenza, non soltanto la lingua. Noi vediamo queste bellissime raffigurazioni, sia questa che questa, ma veramente potrei prenderne tantissime, sono quelle che ha fatto vedere anche il professor De Dola, perciò le ho messe qui perché sono di fattura bellissima e fanno capire che in realtà la cultura, il pensiero, l'astrazione già c'era nell'Europa pre-indoeuropea e quindi bisogna chiarire molto bene questi due concetti. Ovviamente poi il corso della storia ha preso il suo passo, diciamo così, e mentre in Sardegna c'era la civiltà nuragica, quindi siamo arrivati al 40.000 anni fa, bene, poi 40.000 è andato avanti e noi sappiamo che tra il secondo e il secondo millennio e il 1500 avanti Cristo, giù di lì, si è formata quella che noi conosciamo come cultura nuragica, che poi già era formata prima. Nel frattempo, nel 2000 a.C. sono arrivati questi indoeuropei e vi ho messo come raffigurazione della figura dell'indoeuropeo la capanna dove più o meno ci sarebbe Roma poi nell'VIII secolo avanti Cristo, questo però successivamente non ce ne occuperemo oggi. Quindi, mentre i sardi già erano sardi, avevano già una lingua, un'identità, allora sono arrivati gli indoeuropei. Quindi mettiamo caso, sì, che questi indoeuropei sono arrivati anche in Sardegna, va bene, il sardo già esisteva, ok? Quindi al massimo abbiamo potuto vedere delle variazioni linguistiche, ma noi sappiamo che prettamente e linguisticamente parlando il sardo è di fattura semitica e sappiamo anche con le teorie di Leonardo Melis il metodo per il quale sono arrivati questi semiti con la storia di Dan eccetera. Quello penso che l'avrete già visto se siete fan della Sardegna, visto che ha raggiunto 35.000 visualizzazioni e più. Già che lo dico, lo ripeto. Come sono nate realmente le lingue? Le lingue sono state un susseguirsi di forme innovative. Uno inventa una cosa, un'altra ne fa una più semplice, più adatta a tutti, più utile per il commercio, per il conto, che era quello che serviva, perché le cose nascono quando ce ne si ha bisogno, non nascono così a caso. Non è che gli indoeuropei, come inventano, sono spawnati, per utilizzare un termine moderno che si traduce letteralmente con comparsi, come ti compare un fantasma, diciamo così, sono comparsi dal nulla nelle steppe della Russia e che poi siano giunti verso l'Europa e l'India, eccetera, eccetera. Ma in realtà noi sappiamo che anche questi indoeuropei provenivano da quel nucleo originale africano e che si siano insediati poi in Russia e poi in seguito estesi. Quindi anche gli indoeuropei provengono da una lingua ancora primitiva. Non è l'indoeuropeo la prima lingua del mondo. Questo è, bisogna spostare questo eurocentrismo che c'è ormai da millenni, se non pure prima. In realtà la lingua è nata in Africa.
Come spiega il professor De Dola, le lingue all'inizio erano come quelle che noi facciamo alle elementari, erano divise in sillabe, sillabiche. Utilizzo come elementari perché alle elementari si utilizzava proprio il metodo di studio tramite le sillabe per imparare a scrivere, poi andare a capo, eccetera. Conosciamo tutti più o meno il metodo di istruzione sia in Italia che all'estero. Bene, così erano le lingue sumero-accadiche dell'area della mezzaluna fertile, escluso l'Egitto, la Mesopotamia, diciamo così. La prima lingua era sillabica, ba, be, bi, bo, bu, ok? Cosa succedeva? C'erano tantissime sillabe per ogni vocale e per ogni consonante. Voi potete andare su qualsiasi sito, come anche qualsiasi grammatica, consultare qualsiasi grammatica e vi accorgerete di quello che sto dicendo. Per imparare a scrivere in sumero in accadico, voi dovete conoscere tutte le combinazioni di ogni sillaba. A, E, I, O, U. Bene. Ab, Eb, Ib, Ob, Ub, eccetera, eccetera. H, Ec, Ic, Oc, Uc, ok? Eccetera, eccetera. Messi tutti insieme, queste sillabe formavano le parole, i concetti. Evolvendosi poi, ovviamente, prima c'erano i pittogrammi, ma qui stiamo parlando di lingua, non di scrittura, sì. Prima c'erano i pittogrammi proprio a identificare quella determinata cosa che si chiamava in quel modo lì. Nel corso del tempo si è evoluto questo metodo di visione della lingua e è stato inventato proprio dagli egizi l'alfabeto. L'alfabeto che cos'è? Che cos'ha di innovativo? Tutto. Ha di innovativo praticamente tutto, perché mentre dover memorizzare centinaia di piccole sillabe, ti memorizzi la tua ventina, in base ovviamente all'alfabeto, di segni e puoi comunicare con il mondo intero. Se tutti applicano questo alfabeto, tutti possono comunicare e stare tranquilli. Le parole non sono altro che una somma di tante lettere e noi otteniamo l'alfabeto egizio, che è stato il primo alfabeto. Non confondiamoci con quello che sto dicendo. Primo alfabeto. Ma mi direte voi, gli egizi scrivevano con i geroglifici. Esattamente. La scrittura geroglifica, hieroglyphic significa scrittura sacra, hieros significa sacro, noi vediamo la scrittura geroglifica già comparire nel 3000 a.C., quindi pensate ancora, siamo ancora 1000 anni prima dell'arrivo di questi fantomatici indoeuropei e già abbiamo l'alfabeto. Quindi mettiamoci un attimo seduti bene a studiare come sono andate realmente le cose. Ora, l'alfabeto egizio non funzionava come l'alfabeto fenicio, l'alfabeto che viene identificato come quello là, che è stato il primo. L'alfabeto egizio funzionava con i geroglifici ed è molto complesso da spiegare, perciò bisogna dedicare alla lingua egizia un video a parte, perché veramente bisogna separare un attimo le cose e bene. Si potevano utilizzare questi geroglifici, c'erano quelli da più segni, da un segno, e tra questi c'era anche l'alfabeto. E l'alfabeto la maggior parte delle volte era utilizzato sia per scrivere, ovviamente, sia per traslitterare anche parole di altre lingue. Come avveniva, no? Che c'erano una lingua, c'era un qualcosa, no? Di esterno all'Egitto e loro traducevano grazie a questo alfabeto. Sta di fatto che l'alfabeto lo hanno inventato loro. In seguito a quello egizio abbiamo quello che alcuni definiscono il secondo, che poi ha dato origine a quello fenicio, alfabeto del mondo, quello proto-sinaitico, molto complesso, ce ne sono dei lemmi diversi, simboli diversi. Quello che sappiamo è che è stato quello che ha dato origine all'alfabeto fenicio, e se poi vedete è molto simile anche a quello egizio. E vedete, non sono altro che simboli ancora, non sono lettere, sono ancora immagini che ricordano qualcos'altro. Vediamo ad esempio la lettera A, che è quella più identificativa, la Aleph significa bue.
lo sappiamo benissimo, anche nell'alfabeto ebraico. In seguito, mentre si stavano evolvendo questi alfabeti nell'Egitto e in quella che era la Bassa Siria, le popolazioni mesopotamiche hanno abbandonato il loro sistema di scrittura sillabico e hanno adottato anche loro un loro alfabeto, ed ecco che nasce l'alfabeto cuneiforme di Ugarit, l'alfabeto ugaritico, che funzionava come gli altri alfabeti della sua epoca, ma che presentava segni cuneiformi. Quindi se volevamo scrivere una parola bastava mettere insieme le lettere, ed ecco che già la cosa diventa più semplice, perché pensate a dover memorizzare. Noi vabbè, oggi siamo abituati a dire A, B, B, e quindi stiamo tranquilli, dici non è altro che sono due lettere vicine, mentre in realtà per loro no, per loro erano dei segni sillabici uno diverso dall'altro, non erano l'alfabeto che noi conosciamo, perciò ci sembra più semplice la sillabazione, ma quelli erano proprio dei simboli diversi, stecchette messe diverse. Metti caso che dovevi scrivere una dichiarazione di guerra a qualcuno e gli scrivevi ti regalo la mia città, quello veniva in città e diceva ma come? Cambia il significato anche semplicemente di una sillaba in quell'ambito. Poi l'alfabeto fenicio, messo come immagine identificativa dell'alfabeto fenicio la bellissima e nostra cara Stele di Nora, che sempre ha tradotto il professor De Dola, che tutti dicevano no, non si può tradurre, è intraducibile. Lui in 2 ore si è messo a tavolino dizionari fenicio, sardo, eccetera, e l'ha tradotta. Se volete vedere la mia traduzione simile alla sua, la trovate nel video che troverete nelle info. E quindi l'alfabeto fenicio è la conditio sine qua non, diciamo così, per utilizzare un termine colto, della cultura occidentale, perché poi dall'alfabeto fenicio è nato l'alfabeto greco, e non solo, è nato l'alfabeto aramaico. L'aramaico è la lingua che verrà utilizzata dai persiani, utilizzeranno proprio questo alfabeto, quando mentre abituati a una lingua diversa, vedranno l'aramaico e lo proclameranno la lingua del loro impero, dell'impero persiano, in seguito a quello cuneiforme, eccetera. Poi la storia la vedremo. E dall'aramaico si evolverà e darà origine all'alfabeto ebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, eccetera, quello con il quale sono stati scritti i pezzi della Bibbia, anche se già era stato cominciato in aramaico, però adesso l'ebraico viene da questo qui. L'ebraico biblico ha dato origine all'ebraico moderno, e quindi è un'altra delle lingue come il sardo che si è conservata uguale, è rimasta così. Dalle origini abbiamo l'ebraico biblico e l'ebraico moderno. Adesso, in Sardegna, piccolo collegamento con quello che abbiamo visto anche nei video precedenti. Sappiamo che c'è stato un alfabeto? Certo. In realtà però bisogna chiarire delle cose. Qui vedete in questa immagine, come esempio per farvi capire come dobbiamo ragionare, un lingotto sardo oxide, letteralmente oxide, pelle di bue, perché vedete è steso proprio come una pelle di bue. Questo qui è stato trovato in Sardegna e noi sappiamo benissimo dalle analisi minerali, dei minerali che ci sono all'interno, sappiamo che questo minerale viene da Cipro. Quindi facciamo mente locale, Mediterraneo, siamo nell'epoca nuragica, vediamo questi lingotti oxide che vengono portati da Cipro, quindi la zona degli egizi, dei greci, degli ittiti, degli assiri, che è in contatto con la Sardegna, dei nuragici, altra fondamentale importanza, sardana uguale sardi. Bisogna sempre ribadirlo, lo faccio per scrupolo di coscienza, ma voi sappiatelo. Presenza di lingotti oxide nell'area mediterranea. Vedete quanti ce ne sono. Questa cartina accuratamente disegnata fa vedere pure in particolare le 3 isole più importanti di questo commercio, che sono 3: Cipro, Creta e la Sardegna. Manco a farla apposta. Indovinate dov'è che ce ne sono di più?
Vedete la cartina. Sto zitto e si capisce anche senza che dico niente. La Sardegna aveva questi lingotti oxide. Abbiamo visto nella scrittura nuragica che c'erano delle basi della cultura nuragica all'estero, ma c'era un'identità nazionale in Sardegna, cioè come funziona la lingua? La lingua nasce quando c'è anche un'identità culturale. Infatti, ad esempio, possiamo fare il paragone dell'Italia, che è quello a noi più vicino e che tutti possiamo comprendere se state ascoltando questo video e comprendete l'italiano, che l'idioma linguistico dell'italiano, con Alessandro Manzoni e i suoi Promessi Sposi, è stato la base anche per la lingua italiana, perché quando si trattava di unificare l'Italia nell'Ottocento, che l'Italia in realtà è un paese molto giovane, perché fino a 300, 200, 300 anni fa, sì, era piccoli staterelli, abbiamo ottenuto l'unità soltanto a fine 800, nella seconda metà dell'Ottocento, quindi non è un paese molto arcaico, ma paradossalmente l'Italia, essendo stato mediterraneo, è uno dei più antichi del mondo, mentre l'unità l'abbiamo raggiunta soltanto poco tempo fa, è un soffio nella storia dell'uomo, 200 anni. Perdiamo il filo del discorso, ma la base è sempre quella, perché noi vediamo la Sardegna in contatto con quella zona lì, la zona del fulcro culturale dell'età del bronzo e del collasso dell'età del bronzo, ed ecco qui i popoli del mare. Ma cosa ci interessa? Perché ho deciso di mettere questa diapositiva dedicata proprio ai lingotti oxide mentre parliamo di lingua? È perché se noi torniamo un attimo a vedere bene questo lingotto oxide, l'ho ingrandito, è lo stesso di prima, andate semplicemente indietro di qualche minuto, sì, qualche secondo anche, e vedrete che in particolare c'è stampato sul lingotto un simbolo. Quello è un simbolo, non è una cosa della roccia che perché si vede molto bene, perché non è nemmeno l'unico ad avere quel simbolo, e quando è un simbolo casuale c'è sta soltanto una volta, qui invece lo ritroviamo anche in serie di 10. Questo simbolo a Salvatore De Dora subito ha ricordato un sigma lidio, un S lidio, e lo vedete anche lì sopra, che se voi tornate ancora indietro è presente anche nel sigma, che io dico sigma perché è alfabeto greco, però qui è la S dell'antico Egitto, e lo ritroviamo anche lì, in forma diversa, ma lo ritroviamo anche lì. Pensiamoci un attimo, Sciardana, ok? S, Sardigna, Sardegna, identità nazionale in Sardegna. Questo non basta come prova? A me, quando l'ho visto, ha ricordato subito una cosa che ho visto 10.000 volte. Questo. I pugnaletti ad Elsa Gammata presente nei bronzetti nuragici. Per quanto riguarda la grandezza, quanto sono grandi lo sapranno meglio di me i sardi che gestiscono e che visitano i musei della Sardegna, a Cagliari e anche nel resto della Sardegna, che il pugnaletto ad Elsa Gammata è molto piccolo e soprattutto non ha una forma paragonabile a qualcosa da utilizzare per combattere o sempre come lotta. No, è molto piccolo e veniva utilizzato quasi come una medaglia, uno stemma. Infatti molti dicono che potrebbe avere un valore rituale o votivo, viste le dimensioni appunto non paragonabili ad un pugnale da guerra. Salvatore De Dola ci consiglia una delle cose più affascinanti che io abbia mai letto in tutta la mia vita. Potrebbe trattarsi dell'emblema del popolo sardo? Eh sì, perché questo pugnaletto qui è uguale, tale e quale al sigma lidio, all'S dell'antico Egitto e all'S della Lidia, l'S dell'area cipriota, e quindi, ok, questo dove va? Questo lingotto va in Egitto, questo dove va?
va lì, questo va in Grecia, ok? Questo dove va? In Sardegna, dammi lo stampo, pam, Sigma, mandato in Sardegna. Non ci potevano essere dubbi quando il commerciante dava il suo oxide al commerciante di un'altra civiltà. Questo è per la Sardegna, ecco qui. È molto affascinante questo, perché ci fa capire che in realtà c'era una delle cose più importanti nelle civiltà antiche, l'identità nazionale. Perché avere un'identità nazionale serve anche a differenziarsi dagli altri popoli. E con questo anche la lingua, perché la lingua è qualcosa che ci differenzia dagli altri. E quindi noi vediamo questo pugnaletto ad essa gammata nei bronzetti nuragici e anche nei sardi di Monteprama, nei giganti di Monteprama, quelle bellissime statue, no? Che precedono di tanto tempo i Curoi della Grecia antica, già abbiamo parlato, e a me quindi ricorda questo. Ora, ho messo qui un riferimento anche a Leonardo Melis, perché si parla sempre di vichinghi nell'area nordica che avevano questi elmi che ricordano i sardi nuragici, ma semplicemente per il fatto che hanno un'origine in comune e lo sappiamo grazie a Leonardo Melis. E vediamo anche qui la spada Ulfhedin, vedete? E abbiamo un particolare della raffigurazione, siamo nel 550-730 d.C., quindi non è il contrario, sono questi qui che hanno preso dai sardi. Basta fare 1 più 1 e si ottiene la storia. Tutto è un puzzle che si crea davanti ai nostri occhi quando semplicemente lasciamo passare le informazioni. Sempre qui abbiamo nei pressi di Teti, sempre ovviamente lì nella nostra cara isola, una lucerna, ok? Quasi a forma di imbarcazione, chiamiamola lucerna. Si intravedono dei glifi. Quello è senza dubbio un'incisione alfabetica e, se mi volete dire non è alfabetica, è un'incisione di scrittura. E manco a farlo apposta ho scelto questo perché c'è il simbolo della S Lidia, del Sigma Lidio, chiamatelo nel modo in cui lo chiamano gli archeologi e gli storici. Questo è un evidente segno di scrittura, un glifo che identifica qualcosa. Adesso non ci inoltriamo nella traduzione di questo piccolo e nelle interpretazioni soprattutto, perché qui nella traduzione è molto complessa, ma poi avrete gli studi in particolare nella descrizione. Quindi vedete un po' cosa si scopre semplicemente andando a studiare. Immaginate cosa si potrebbe fare facendo una di quelle ricerche come le ha fatte Salvatore De Tota. Ora, identità nazionale. A questo punto è una prova di una parlata mediterranea pansemitica, quindi di origine pre-indoeuropea, quello significa pansemitica. Pane significa tutto, paspasapan, in greco significa tutto. E il semitico riguarda le origini di quell'area della mezzaluna fertile, quindi la Mesopotamia e l'Egitto. In realtà non ce n'è una sola, ce ne sono di più, ce ne sono di più di una. Esempio, primo-secondo secolo a.C., la Sardegna era sotto la dominazione dei Romani. Eravamo tra i cartaginesi e i romani, ma l'identità sarda c'era ancora, ricordiamolo bene, non si è persa nel corso del tempo, è rimasta. Primo-secondo secolo a.C., sulla colonna bronzea di San Niccolò Guerrei, Cleone scrive il testo in greco, in latino e in punico. Cartagine era stata sconfitta dai romani e si parlava ancora il punico, che il punico è derivato del fenicio, quindi semitico. Numero 1. Numero 2. 54 a.C. il grandissimo Cicerone, durante la sua orazione pro Scauro,
afferma: la Sardegna non ha nemmeno una città amica del popolo romano, amica come alleata, amica come uguale. Erano ancora nemici e siamo nel 54 a.C., cioè siamo nell'epoca di Cicerone, l'epoca di Cesare. Bisogna un attimo chiarire qualcosa di più approfondito su questo. Se siete d'accordo con me, fatemelo sentire nei commenti. La Sardegna non ha nemmeno una città amica del popolo romano e i romani avevano preso soltanto la costa. Quindi immaginate che cosa poteva essere la situazione della lingua sarda quando il latino c'era già nel Mediterraneo, è 54 a.C., anzi siamo in piena epoca repubblicana. Roma aveva conquistato tutto il Mediterraneo occidentale, gli mancavano semplicemente di ottimizzare le conquiste in Gallia che poi sono venute con Cesare, siamo in quell'epoca lì. La Sardegna già era parte dell'epoca romana e la Sardegna non ha nemmeno una città amica del popolo romano. Voi mi direte, vabbè, siamo a poco tempo ancora, magari non si è amalgamata, non è così, però ipotizziamo, andiamo ancora più avanti nel futuro. 60 d.C. siamo Paolo di Tarso, il grandissimo apostolo Paolo, ok? Dopo la morte di Gesù, 60 d.C. Naufraga a Malta, ok? Malta, siamo sotto la Sicilia, e a Malta non si parla il latino. Cioè, siamo in epoca imperiale, dopo Ottaviano Augusto, e a Malta il latino, sotto conquista romana, non si parla. Alziamo le mani, perché se si parla una lingua originale, significa che a Malta c'era una lingua originale. Da dove veniva questa lingua originale? Se non dai Semiti, che hanno migrato, hanno preso quelle coste o al tempo dei Nuragici, dobbiamo per forza definirlo, perché quando Paolo di Tarso arriva, dice che non parlano, sono barbari, non parlano né il greco né il latino. Perché lui ovviamente veniva dalla zona in cui c'era la koine greca, il greco semplificato, arriva a Malta e dice no, questi sono barbari, non parlano, ovviamente barbari perché secondo i greci e i romani, i barbari erano quelli che prima non parlavano il greco e poi non parlavano il greco e il latino, cioè che non facevano parte dell'impero. Andiamo ancora avanti nel tempo. Apuleio, nel De Magia, afferma che i popoli africani parlano ancora il punico. Epoca imperiale, Roma conquista il Mediterraneo, primo secolo d.C. Siamo nel periodo in cui Roma raggiunge la sua massima espansione territoriale e Cartagine esiste ancora, non concretamente, ma psicologicamente e culturalmente si parla ancora il punico in Africa. Di conseguenza, visto che sempre possiamo fare un'espansione ad momentum proprio, che mi è venuta adesso, che poiché vengono sempre i sardi vengono sempre assimilati a questi popoli africani, non è così ovviamente, però se fosse così abbiamo la citazione che qui i sardi potevano parlare il punico e quindi le lingue semitiche. Avanti, avanti nel tempo. Siamo nel VI secolo d.C. Gregorio Magno parla dei Barbaricini, Sardegna, popolo della Sardegna, che dice qua era ancora in atto la conversione al cristianesimo dei popoli europei sotto la chiesa di Gregorio Magno, e lui dice, fa l'elenco e dice: i sardi di Barbaricini conservano ancora i loro culti iniziali in epoca cristiana. Infatti dice letteralmente adorano ligna et lapides. Ligna abbiamo il lignum, quindi i legni, le cose fatte di legno, et lapides, le lapides sono le pietre. Ok? Vedete un po' dove siamo arrivati. Quindi ribadisco, siamo nel VI secolo d.C. e i sardi ancora hanno un'identità propria in epoca cristiana. Pensate alla lingua. Ovviamente non possiamo dare le certezze, precisiamo, perché poi ci sono incomprensioni, bisogna chiarire. Non sono linguista, non sono glottologo, leggo le fonti e studio. Quello che si può capire dalle fonti è quello che vi sto spiegando in questo video, ma le certezze non ce le darà nessuno, saremo sempre in dubbio, ma la cosa bella è
a scovare diverse cose nel corso del tempo. Ora, un'altra domanda che mi sono fatto io. Per gli altri popoli, i sardi erano latini? Eh sì, perché quando si tratta di sardi, ci chiediamo, ma allora, se noi adesso li classifichiamo neolatini, al tempo del Medioevo, durante il Medioevo, eccetera, successivamente, per gli altri popoli che sentivano i sardi parlare, loro erano latini? Ci aiuterebbe, no? La risposta è no. Il geografo Muhammad al-Risi, che visse a Palermo sotto Ruggero II, scrisse la sua opera Il libro di Ruggero, qui avete il nome originale in arabo, che si traduce con Libro dei viaggi piacevoli in terre lontane. Che cosa dice? Siamo nel XI secolo d.C. Collochiamoci nel tempo. Gli arabi, adesso l'impero romano non c'è più. L'impero romano è caduto ormai da secoli. La nuova superpotenza che ingloba il Mediterraneo sono gli arabi. Gli arabi conquistano tutto e arrivano anche in Sicilia e commerciano con la Sardegna per addirittura minacciarla. E qui siamo nel XI secolo d.C. e Muhammad al-Dirisi dice: i sardi sono di stirpe Rum Africa, che significa Rum è Roma, ok? Rum è la stirpe latina, Rum Africa, latina d'Africa. Berberizzanti, vedete quello che vi dicevo prima, rifuggono dal consorzio di ogni razza d'azione di Rum. Quindi non sono di Rum, sono Rum Africa. C'è una grande differenza. E poi, ovviamente, questo è per i sardi, colpo al cuore, in senso positivo, e già nell'XI secolo d.C. ci viene detto che i sardi sono gente di proposito valorosa, che non lascia mai l'arme, sono forti nella loro identità. Andiamo avanti ancora nel tempo, visto che sicuramente non basterà agli increduli. XII secolo d.C. Il trovatore provenzale Rambaldo di Vacherà, nel suo poema Domnatans vossa Ipreida, equipara il sardo per l'intelligibilità a due lingue del tutto escluse dallo spazio romanzo, che sono il tedesca, la lingua tedesca, e il berbero, quindi un idioma germanico che non c'entra niente, visto che l'impero romano non è mai riuscito a conquistare la Germania per diverse situazioni storiche, e il berbero, appunto, un idioma afroasiatico che viene paragonato anche nello studio degli arabi. Attenzione, la lingua araba è precisa, berberizzanti, non berberi, berberizzanti, cioè simili, non uguali. Ok? È quello che bisognerebbe fare anche nel sardo, simile al latino, ma non latino vero e proprio, è diverso. E qui abbiamo il verso Non t'entends plus d'un tedesco sardesco barbarie. È proprio un verso musicale che significa letteralmente non ti capisco più di un tedesco, di un sardesco, di un barbari, che per andare a vedere con chi ce l'aveva dice no, io non ti comprendo né come non comprendo un tedesco, né come un sardo, né come un barbaro inteso come i berberi. Siamo nel XIV secolo d.C. Quindi siamo 1300-1400 e il fiorentino Fazio degli Uberti nel Dittamondo scrive questo dei sardi. Sentite bene, una gente che né uno non la intende, né essi sa quel che essi sopispiglia. Cioè, letteralmente, anche se si comprende perché è italiano arcaico, ma si comprende, è lingua dantesca, una gente che nessuno la comprende, né essi sanno quelli che gli altri parlano, né sanno quelli che gli altri dicono. Quindi la risposta alla mia domanda: per gli altri popoli i sardi erano latini? No, non erano latini, erano gente propria, indipendente, che conservava la sua unità già da tempo. Non vi basterà sicuramente. E allora io non faccio altro che appellarmi a quello di cui quest'anno si festeggia l'anniversario della morte, il sommo poeta Dante Alighieri. Dante Alighieri
oltre alla bellissima Divina Commedia, ha scritto un sacco di opere, ovviamente. Tra queste me ne serve una, De Vulgari Eloquenzia, in cui si capisce molto bene, in due versi particolari, come il sardo sia la lingua propria di un'isola, evolutasi per conto proprio. Ed eccoli qui, vi ho messo i passi in latino perché ho fatto il liceo classico, sto facendo il liceo classico e posso tradurre con voi, proprio perché per screditare qualsiasi immagine di falsità. Sono due passi importanti della storia linguistica mediterranea. Durante il De Vulgari Eloquenzia, siamo nel primo libro. Arum quoque duarium, dum bilior est vulgaris. Tum quia prima fuit humano generis usitata, tum quia totus orbis ipsa perfluitur, licet in diversas prolationes e vocabula sit divisa, tum quia naturalis es nobis, cum illa potius artificialis existat. Andiamo proprio con il puntatore laser a tradurre questi due pezzi che vi ho preso. Arum quoque duarum, quindi di questi due, arum quoque di questi due, nobilior est vulgaris. Il più nobile è il volgare. Allora, qui bisogna un attimo contestualizzare. Il De Vulgari Eloquenzia Dante lo scrive per trovare un volgare che possa essere l'identificativo, il linguaggio colto per eccellenza dopo il latino. Perché in realtà il latino lo utilizzavano soltanto nelle curie, nelle corti, i saggi, nelle chiese, diciamo così. E il popolo utilizzava il volgare, che il volgare, non confondiamoci, il volgare non è che si è sviluppato dopo la caduta dell'impero romano. Il volgare già c'è stava durante l'impero romano e anche prima. Perciò Dante dice, riconosce la storia linguistica del volgare e dice che è precedente a quello che noi conosciamo e dice arum quoque duarum nobilius est vulgaris. Due punti. Tunquia, sia perché per prima fu utilizzata dal genere umano, il volgare per la prima volta fu il primo ad essere utilizzato dal genere umano, sia perché tutto il mondo se ne usufruisce. Orbis, il mondo. Licet in diversas prolationes et vocabula sit divisa, benché licet, nonostante, sia suddivisa in diversas prolationes e vocabula, in vocaboli diversi, in significati diversi e pronunce diverse. E poi, punto e virgola, tum quia naturalis est nobis, sia perché per noi, nobis, è naturale, cum illa potius artificialis existat. E qui abbiamo un cum che fa la sua funzione narrativa e abbiamo quindi essendo existat, essendo quell'altro piuttosto artificiale, artificioso. E sappiamo il perché. In questo pezzo del De Vulgari Eloquenzia, Dante proprio ci fa capire quanto era un genio, perché capisce che il volgare è più nobile del latino, ma non dal punto di vista nobiliare, ma dal punto di vista... come faccio a spiegarvi? Perché il latino era una lingua che veniva parlata, ma già c'erano altre lingue intorno al latino, e lo sappiamo molto bene. E quindi il genio di Dante soltanto nel riconoscere questo. Non vi offendete per quello che invece sta scritto qui, che già da quando l'ho letto in latino, poi a fare la traduzione io in italiano, mi sono un po' stranito, ma non bisogna rimanere alla traduzione effettiva, ma bisogna un po' interpretare. Quindi siamo nel primo libro e lui parla, no, di questo volgare che è il più nobile. Comincia a elencarli tutti, tutti quelli che potevano essere utilizzati, per poi noi sappiamo dove andrà a parare Dante, ma non è quello di cui parliamo oggi, non stiamo parlando di Dante, ma parliamo di questo. Arriviamo a parlare dei sardos. I sardi è un
plurale, questo qui, e lo troviamo tradotto così. Sardo fetiam, qui non lati sunt, sed latis associandi videtur, eiesiamus. Quindi, traduciamo proprio così. Anche Etiam, anche i sardi, che non sono lati, che non sono latini, non sono italici, lati in questo senso, ma sed latis associandi videtur, si sono sempre dovuti associare sì, possiamo interpretarlo così, non è una traduzione letterale, bisogna associarli agli italici, quindi leggiamo bene, che non sono italici, ma che bisogna associare agli italici. La traduzione non è proprio letterale, ma il significato è il seguente. Eishamus, quindi buttiamo via nell'elenco di questi volgari che potevano essere tra quello più colto. Tra i diversi volgari buttiamo via, lasciamo andare anche i sardi, che non sono italiani, ma che che bisogna associare agli italici, per il fatto che ci sembra che siano i soli, senza un proprio volgare, ok? Traduzione, eccola qui. Poiché sono i soli, sembrano essere i soli a non avere un proprio volgare, traduzione così, in questo modo. E quindi poi abbiamo grammaticam, che qui si intende il latino, la grammatica, tanquam simie homines imitantes, traduzione, e qua sarebbe sempre sottointesa la parte di prima, e sembrano imitanti la grammaticam, quindi il latino, e sembrano imitanti la grammatica, così come tanto quanto simie homines, tanto quanto gli uomini, tra parentesi, vengono imitati dalle scimmie, come tanto, facciamo una traduzione proprio letteralmente, così come le scimmie sono imitanti degli uomini, imitano gli uomini. Infatti nam domus noma et domus meus locutur, dicono domus nova e domus meus. Qui potrebbe essere fraintesa questa ultima affermazione, tanquam simie homines imitantes, ma in realtà è proprio quello che ci serve a noi. Perché è proprio quello che ci serve a noi? Perché noi tutti diciamo il sardo che deriva dal latino. È quello che sembrava a Dante, perché quando Dante ascolta il sardo dice a me questo sembra che stiano imitando il latino. Mentre in realtà noi sappiamo che non è così. Quindi bisogna chiarire, non è un'offesa di Dante verso i sardi, anche se sembra. È un modo per dire, questi sardi qui non sono, possiamo anche tralasciarli senza nemmeno dire il perché in realtà non sono, qui non sono lati sunt, sed latis associandi videtur, non sono italici. Pensate un po', già all'epoca di Dante, quando non si aveva ancora la percezione del semitismo, già abbiamo questa definizione. Vedete un po'. Ok. Ora, dopo tutto questo excursus, come possiamo definire la lingua sarda? In questo modo. Il sardo è una lingua unica e millenaria che fonda le sue basi nelle prime lingue della mezzaluna fertile, Egitto e Mesopotamia, essendo esse tra le prime che l'uomo cominciò a parlare, ed è da definire mediterranea, perché chiamarla solo neolatina è troppo riduttivo per una lingua che conserva elementi non riconducibili alla lingua dei Romani, con la quale però è imparentata, attenzione, non scostiamoci troppo, e resta tutt'oggi la reduce più affine. Quindi quello che viene scritto in generale nelle grammatiche è corretto. Il sardo è molto simile al latino, ma semplicemente per il fatto che sono imparentate, ma non discendenti. Non è che il sardo è nato dal latino, no, imparentate. Questo piccolo pezzettino scritto l'ho scritto io, non è preso da nessuna parte, l'ho scritto proprio io. È imparentata, non è discesa.
Imparentata significa che hanno un genitore in comune. Imparentata, hanno un legame di ramificazione come quello di Wagner, diciamo così, che abbiamo visto prima. È imparentata. E noi sappiamo anche il metodo. Le lingue sono tutte imparentate, così come noi abbiamo tutti quanti alle origini una Eva mitocondriale, sarebbe da spiegare qua, la storia è lunga, anche le lingue hanno un'origine e sono riconducibili alle lingue mediterranee semitiche. E quindi gli studiosi dovrebbero considerare l'idioma sardo come un tesoro linguistico rarissimo, che ci rivela come nasce e come si evolve una lingua, indipendentemente da se deriva o no dal latino. Il sardo è un tesoro, un gioiello, perché conserva tutte. Abbiamo avuto i semiti, conserva il semitico. Abbiamo avuto il latino, conserva il latino. Abbiamo avuto lo spagnolo, conserva lo spagnolo. Il sardo si è tenuto fermo, non si è cancellato, non ha lasciato andare via i toponimi, che sono quelli che adesso vedremo, che vi piacciono tanto a voi, che il professor De Dola ha spiegato. Non si sono abbandonati nelle sabbie del tempo i toponimi, sono rimasti, sono con noi, è quella la vera lingua dei sardi. Con il tempo si è modificata, si è assimilata, è vero, sì, certo, si è assimilata perché le lingue si evolvono, ma non si cancellano, e il latino non ha cancellato la lingua sarda. Quindi adesso non ci resta semplicemente che analizzare alcune parole come prova di questa mia teoria e ovviamente la teoria del professor De Dola. Ora, cominciamo fuori dalla Sardegna. La Norvegia è chiamata dagli abitanti Norge e diversi identificano l'etimologia della parola Norge, ok, con le parole norrene Nord e Verk, che significa via del nord. Verk, via, nord, nord, lo sappiamo. Noi sappiamo inoltre che il nord, sì, bisogna specificare una cosa, la navigazione serviva, questi lemmi che vengono proprio dalle lingue nordiche, proprio per la navigazione. Il nord è stato importato nel Mediterraneo dopo quello che era il settentrione e il meridione, cioè si utilizzavano ancora quelli latini, invece quello nord era molto più semplice da indicare ed è stato adottato. Ma a questo punto la parola nord, che tutti dicono che venga da Nortri, nano posto a nord che reggeva la volta celeste nella mitologia norrena, sì, come anche negli altri punti cardinali. Ma il problema è che rimaniamo sempre là. Il Nordri, come nord, ha una radice, e quella radice da dove viene non è, come ho già detto, spawnata dal nulla. Potrebbe venire magari da un sostantivo precedente? Ebbene sì, potrebbe. Non ne abbiamo la sicurezza, io utilizzo potrebbe proprio per questo, per ribadire che non siamo sicuri. Ma siamo sicuramente sicuri che il nord potrebbe conservare una radice sumero-accadica, che significa luce, bagliore, nuru, nuru, e la parola du, prigione, quindi il nord spezzettato diventa la prigione della luce. E forse da paragonare al concetto del sole che viene intrappolato al tramonto, proprio secondo la mitologia, tra l'altro, che abbiamo citato prima. Con questa radice possiamo azzardarci a indicare Norghe, sempre dal sumerico Nuru Nuru, luce, bagliore, chi. Abbiamo una pronuncia diversa, come specifica il professor De Dola in un video che ha fatto qualche mese fa, quindi andate a vedere proprio lui che lo spiega. Chi e Ge sono molto vicine, inoltre se voi ci fate caso, la Geges, che in greco significa terra, la E poi è diventata I nel greco moderno, e quindi abbiamo, vedete, i sinonimi e come le lingue si evolvono nello stesso corso. Nurki, con chi che significa terra, e lo abbiamo sempre nelle lingue semitiche. Nurki, la terra dei bagliori. Mo mi diranno, sei malato. Per quale motivo? Mettiamo caso, ragioniamo così, per assurdo, questi arrivano e dicono questa è la terra dei bagliori, e non dire che in realtà si è evoluto dopo. Beh, a me, quando io vedo una cosa del genere, mi viene spontaneo chiamarla la terra dei bagliori. Le aurore boreali.
i bellissimi spettacoli che si vedono semplicemente qui, quando in realtà arrivarono, non c'erano ancora il metodo per raggiungere ancora più a nord, dove si vedono ancora di più, la prima terra è proprio la Norvegia, quella parte a settentrione di quella penisola, non è tutta, attenzione, perché c'è sta anche la Svezia, eccetera, ma la Norvegia a nord, il punto più a nord, dove il sole si intrappola, dove rimane per tutto quel tempo, cioè ci sta il 6 mesi di sole, 6 mesi, abbiamo anche la definizione, abbiamo forse la precisazione. Quindi i primi visitatori, che non sono altro, voi dovete pensare ai bambini, e i bambini che arrivano così, che bello, meraviglia, come lo chiamiamo con il nostro patrimonio linguistico, Nurchi, la terra dei bagliori. Qui arriva il bello. Ho deciso di partire da lì perché era molto affascinante il metodo con il quale si evolve una parola, un concetto. Ebbene sì, ce lo ritroviamo anche in Sardegna. Anche il nostro Nuraki, Nuraxi, Nuraghe che abbiamo in Sardegna potrebbe derivare proprio dalle due parole prima citate. Nurki, luogo della luce. Nome qui invece, che delle aurore boreali, da giustificare per la funzione del tempio di sole, tempio del fuoco. L'abbiamo visto perché tutti dicono che verrebbe da questa nurra, questa parola autoctona che significa mucchio di pietre, nur che significa mucchio di pietre. Il problema è che da dove è uscita, chi ce lo ha detto, è quello il problema, perché se avessimo la base dire sì è così, invece ha molto più senso che Nurchi, visto che poi, anche se i fenici non esistono, diciamo così, ma mettiamo perché qui stiamo ragionando in un altro senso e non per quanto riguarda quell'altra cosa, quando arrivarono i fenici, comunque quelli parlavano il punico e che parlavano anche i sardi prima, parlavano il semitico e lo chiamarono Nurchi. Non esiste questa cosa che venne prima, è la prima lingua del mondo, le lingue sono state a onde, si sono evolute, Sumero è uscito il Sumero, tutti parlavano il Sumero, così eccetera eccetera eccetera, e così, quindi la maggior parte degli idiomi, comprese le lingue classiche, provengono da lingue originarie che già c'erano prima, perché l'indoeuropeo anche viene da quello, e quindi Tempio di Sole. Ora, è lo stesso la bellissima città di Nora, che ci ha regalato la bellissima città di Nora, ci ha regalato la stele, la bellissima stele di prima, detta anche Nugura. Noi abbiamo NGR, Nugura, nella stele di Nora, come anche abbiamo Sherdun, Sardegna, che letteralmente, qui è uno stato, siamo in costruzione, quindi se Nur è la radice originaria Nora, Nora è quella che adesso conserviamo, Nora, e Nugura significa invece vestita di luce, è un composto, Nugur, Nugura. Ora, rimaniamo in Sardegna. La città di Cagliari viene detta Caralis da Livio, siamo nel Bellum Africanum, e la definisce addirittura con un plurale, pensate un po', perché Carales erano le comunità che abitavano Cagliari, perché non siamo più in epoca nuragica in cui abbiamo un'unità nazionale, qui a seguito delle invasioni, nonostante la cultura nuragica esista ancora, si sono divise in piccoli pezzettini, infatti dopo avremo anche una cartina, ve la faccio vedere. Quella più antica era della vecchia città precedente nuragica e punica, e invece quella più recente era rappresentata dagli immigrati romano-italici del Vicus Munitus Caralis, e abbiamo già detto, sì, ovviamente citato da Publio Terenzio Varrone. Qui avete in questo video una delle cose che non ci sono altrove, ci sono poche volte, cioè le fonti, dove potete andare a controllare da qualunque parte, poi le traduzioni, se avete bisogno, Mattia mi traduci questo pezzo che vorrei sapere se hai ragione, e lo facciamo insieme come abbiamo fatto la lingua dantesca, che poi quello è latino, quindi. Poi fusesi nel corso del secondo millennio a.C. Se come non poteva avere un dibattito sulle origini del suo nome? Eh sì, purtroppo anche lei viene inventata questa radice protosarda che car, forte, con enfasi su car, che ha quell'accentino lì, è quello lì dell'idea, cioè che non sappiamo di preciso se è così. Quindi pensate un po', si ipotizza. Più asterischi ci sono in una parola e più si inventa.
Qui io non sono un linguista, ma lo si capisce molto bene, quindi fino a quando ci teniamo con un asterisco ancora possiamo immaginare che sia vero, come anche nelle grammatiche greche e latine. Quando invece cominciano a esserci più asterischi si ritorna a un proto-indoeuropeo, a un per-indoeuropeo, si va ancora più indietro. E quindi car significa pietra, roccia, e poi c'è questo suffisso al, che darebbe valore collettivo, questo è preso dalle grammatiche ufficiali, e si sarebbe formato così: Caralis, Carali, Caral, Caral. Alcuni si azzardano a dire anche altro, e quindi Cagliari sarebbe località rocciosa. Questa ipotesi è in realtà screditata dalla geografia stessa del territorio, perché Caralis esiste da molto tempo, sappiamo che già era abitata la zona al tempo dei Nuraghici, comunque noi sappiamo anche come è fatta, no? I sardi lo sanno molto bene, è un porto a tutti gli effetti, e se sappiamo che i Ciardani avevano una flotta potente, dov'è che non potevano passare se non da Cagliari? Però ragioniamo anche cercando di venirgli incontro a queste persone che dicono che non è vero. Sì, è stata fondata dai Fenici. Ora, quando in realtà i Fenici fondarono Cagliari, la fondarono nella laguna. Vedete com'è fatta la Sardegna, manco a farla apposta. A Cagliari è l'unico pezzo, grazie alla scavata pianura del Campidano, che probabilmente si è originata, come abbiamo già detto, grazie a un evento catastrofico della distruzione di Atlantide. Va bene, questa è un'altra ipotesi. È bello studiare la Sardegna perché si va incontro a tantissime cose che si scoprono. Cagliari è l'unico pezzo in pianura, tutto il resto ci sono le montagne. E così andiamo avanti con interpretazioni e invenzioni. Quindi, Cagliari non ci sono rocce. Aralis nacque in laguna. Ora, cerchiamo di ragionare bene su cosa e da dove deriva Cagliari, sempre grazie agli studi di Salvatore De Tola. Noi non sappiamo, io non so se questo è tutto precisato, perché in realtà non abbiamo la fonte effettiva, la base di tutto questo non l'abbiamo, abbiamo lo studio, e sicuramente lo studio di Salvatore De Tola è più approfondito di quello che è stato fatto per inventare, quando non abbiamo un qualcosa sotto, inventare Carr. Tolomeo, nella sua cartina, chiama la capitale sarda Caralli, greco, che si vede proprio bene, è il corrispettivo greco di Caralis, latino. Ora, se noi traduciamo così, cerchiamo in una lingua semitica la parola così com'è, ci imbattiamo nella parola babilonese Carallu, che significa gioiello, da cui anche il corallo. Il gioiello, magari non possiamo interpretare come volete, per la bellezza del mare in quel punto, per i coralli che ci sono lì, corallo, appunto corallo, da quello, anche se ci sono etimologie che lo fanno derivare dal greco, ma in realtà anche il greco deriva da quello. Se vogliamo ancora tornare indietro, possiamo pensare al sumero. Kar esiste in sumero e significa porto. Al esiste in sumero e significa protezione. Porto protetto. Andiamo poi leggermente più avanti per una leggera conferma. Abbiamo Karu, molo, porto in accadico, e Aru, città, fortificazione, luogo di abitazioni e formale città portuale. Cosa poteva non essere al tempo dei Fenici se non una città portuale? Cosa poteva non essere al tempo dei Greci se non una città portuale? Cosa poteva essere al tempo dei Romani, Caralis, se non una città portuale? Niente. Abbiamo la prova della bellezza della Sardegna. Ultime cose da analizzare come conferma. I nomi della Sardegna, perché la Sardegna ha i toponimi, e i toponimi generici della Sardegna. Prima cosa, Sardò, nome greco della Sardegna, che ritroviamo anche in ebraico, Shardò. Potrebbe derivare dalle parole sumeriche sar, giardino, e du, completamente. Tutta un giardino. La Sardegna Sardu, tutta un giardino. Pensate un po'.
oppure potremmo accostarla a quella greca di Sardo, Sardesos. Qui c'è qualcosa da studiare in particolare, perché ci sono delle cose veramente affascinanti da scoprire. Ora, la parte complessa non è sardo, il problema è un altro, è che sardò è una parola greca con cui si definiva la Sardegna. Questa è una cartina della Sardegna al tempo dei Romani. E i Romani chiamarono la Sardegna Sardinia, non avevano il gna spagnolo, Sardinia, Sardinia. Gna è prima della Spagna. Io dico spagnolo perché è quella, il suono è quello, ma in realtà esisteva già, perché è una parola sumerica. E se noi andiamo bene a studiare, questa qui, vedete, è per Ansicora, no? La rivolta di Ansicora, quella, la cartina lì delle bellezze della Sardegna, e vedete anche le diverse popolazioni, Carales, plurale, era solo per questo, ma noi ci dobbiamo focalizzare su Sardinia. Quindi anche il coronimo latino Sardinia ha la stessa base di Sardò, perché lo vediamo dalla radice, con la differenza che tra i greci circolava il nome in purezza e tra gli italici un coronimo composto con la parola sumerica Ga, che però Ga, quel simbolo lì, viene pronunciato Gna, Gia, Gia, così bisogna pronunciarlo, che significa dimora, che si legava a Sardò, con lo stato costrutto, e noi sappiamo che lo stato costrutto era utilizzato nell'ambito semitico, e quindi otteniamo Sardigna, Sardiga, Sardigna, che letteralmente significa casa, quindi abitazione, dimora, gna, gna, stato costrutto con la i, sardò, quella originaria, quella base, shard, che ritroviamo anche in Egitto, forse un coronimo ancora più arcaico delle lingue conosciute che noi possiamo identificare, shard, abbiamo la casa dei sardi. I romani infatti non distinguevano gn e n come due consonanti diverse. Per loro gn non esisteva, Sardinia, nia, nia, non gna. Il suono si è evoluto per rendere più semplice la pronuncia, ma i romani avevano nia come due consonanti diverse, mentre i Sumeri avevano le consonanti, abbiamo visto, e l'avevano suddiviso in tantissime pezzi, l'abbiamo già visto prima. Gnen erano due diverse. La prima, gna, era la dimora. La seconda invece, gna, aveva un aggettivo di un'appartenenza, agne, agnu, e abbiamo egli, quello di, quella di. Un po' come lo stesso nella stessa lingua sa, che abbiamo anche in Sardegna oggi, è l'articolo come se viene utilizzato come la, e sa, quelli di Sardegna, quelli della Sardegna. Anche gli egizi li nominavano così. Abbiamo Shardana, Shardin, Sharsana, Sarsenu, Sarsina. Abbiamo la definizione di Chardin e per quello abbiamo tantissimo tempo che abbiamo visto in passato. Quindi veramente la storia è davanti a noi, bisogna scoprirla. Non sono un linguista, ma queste ipotesi sono affascinanti. Ora, terminiamo con questi due. Sono quelle che più creano dibattiti nel mondo accademico, Sandaliotis ed Icniusa. Etimologie calpestate? Eh sì, perché calpestate? È un gioco di parole. Ritorniamo qui col puntatore laser, proprio per scrupolo di coscienza. Nel terzo libro della sua Naturalis Historia, Plinio il Vecchio scrisse, ho preso il puntatore perché c'è il latino, Sardinia mipsam Timeus Sardiniotim appellavit, ab effice sole. Traduzione letterale. La stessa Sardegna, Timeo la chiamava Sandaliotis, o Sandalio, questo è un accusativo, no? La chiamava Sandaliotis. Ab efficie, quindi dall'effigie, dall'immagine di una suola, di una scarpa, sole. Mirsilio, Icniusam, ha similitudine vestigi. Mirsilio, tra parentesi, appellavit, il verbo è sempre quello della principale, la chiamava Icniusa,
dalla similitudine, per la similitudine di un'orma, di una vestige, orma qui intesa come vestige. Benissimo. Ora, le parole di Plinio si riferiscono a come i greci avevano chiamato la Sardegna già da molto tempo, infatti parla proprio di autori greci, ok? E sono rispettivamente Icniusa e Sandaliotis. Icniusa è assimilabile alla parola greca Ichnios, che significa orma, impronta, e Sandaliotis è invece assimilabile a Sandalion, che significa sandalo. Ma probabilmente i due nomi non sono da riferire a una lingua greca, perché i greci potrebbero benissimamente aver sentito quella si chiama Sandaliotis. Lo sai che mi ricorda quella parola greca? Potrebbero averlo assimilato a quello, ma in realtà era già esistente prima. E l'etimologia accettata potrebbe non essere altro che una paretimologia. Paretimologia è un sostantivo che identifica un'etimologia per estensione, per acquisizione, cioè un popolo dice una parola, quell'altro popolo la prende assimilandola a qualcosa di proprio. Ma non è così. Capire che la Sardegna avesse una forma sandalica, infatti, poteva essere possibile solo dal secondo secolo d.C. con Tolomeo. Perché mettiamo caso che i greci arrivavano in Sardegna, vedevano questa isola e la potevano solo circumnavigare. Il problema è che vederla così è molto difficile. Solo grazie poi a Tolomeo nel secondo secolo d.C., molto tempo dopo Icnius e Sandaiotis, siamo riusciti a vedere bene come era il mondo. Ecco qui, ve l'ho anche messa la cartina di Tolomeo, proprio per informazione personale. Vedete, abbiamo la Sardegna e qui viene chiamata, abbiamo il Caralli e poi abbiamo tutta questa definizione qui. Soltanto qui con il mondo di totius orbis habitabilis brevis descriptio di Tolomeo abbiamo questo stile di rappresentazione che ci può far identificare la Sardegna con un piede umano, anche se la similitudine è quella che è. Ora, traduciamo con il metodo di prima. Il pensiero che Icnius e Sandaliotis avessero quei significati fu rafforzato dal fatto che i naviganti fenici chiamavano la Sardegna Cadossene, il sandalo sacro, Cados e Sen, che significa proprio sandalo, ok? Sen significa sandalo e quindi la parola prima citata veniva assimilata a Icniusa, no? Sicnium, Icnium, Sicnium, Scicnium. Abbiamo Icniusa, no? Che significava figura o immagine. Allora quelli facevano 1 più 1 e dicevano 6, quindi ok, quindi significa poteva essere una cosa del genere. E potrebbero essere queste due parole a sostegno della teoria della forma sandalica, ma è da screditare per un fatto temporale. Se noi invece interpretiamo kadossene come potesse derivare dalle parole kados, che significa santo, sacro, in ebraico abbiamo kudus, e sen, che significa con quella vocale lì sandalo, ma abbiamo così potrebbe significare maestro, la maestra anche, il sacro, maestro sacro. Ora, così Cados se ne prenderebbe il nome di maestra sacra, madre sacra, terra sacra per estensione, la Sardegna. È molto intrigante tutto questo, non abbiamo le conferme, non possiamo dare ragione al professor De Dola al 100% e non possiamo dare ovviamente ragione al 100% a quelli che dicono che viene da questa forma sandalica. Il mistero è ancora aperto. Ma mettiamo caso che potessimo interpretarlo come dice il Salvatore De Dola. Come potremmo? Sandaliotis potremmo trovarci davanti a un composto delle parole accadiche sha, quella di Antali, d'Occidente, e Utu, guardiano, il guardiano delle porte cittadine, quello con la lancia che stava davanti a controllare e avvisare, oltre alle torri di vedetta se c'erano assalti. Otteniamo quindi Shantaliutu, la guardiana dell'Occidente, che tra l'altro anche gli egizi identificavano così. Gli egizi chiamavano i Shardana coloro che stavano in Occidente, che proteggevano le isole dall'Occidente del Verde Grande, no? Lo vediamo anche tra poco. E quindi la definizione è quella lì.
avrebbe molto senso, ok? Molto senso. Per il CNUSA invece, la birra sarda, abbiamo due possibili interpretazioni linguistiche. La prima ci viene fornita dall'accadico ICNU, lapislazzuli o turchese, e poi scià, quella di ICNUSA, quella dei lapislazzuli, quella del turchese, o per i lapislazzuli che ci sono in Sardegna, visto che la Sardegna è ricca di minerali e tra questi anche i bellissimi colori blu, che tra l'altro in Mesopotamia erano amatissimi perché ricordavano il sacro, quindi pensate un po' come Cadossene, no? La madre sacra, il maestro sacro, siamo sempre lì, eh? Forse il modo in cui gli Accadi, gli Assiri e i Babilonesi chiamavano per proprio conto il Mediterraneo, Ikniusu, qui abbiamo su, siamo in maschile, non è quella di Sa, questo è su, quello il mare dei lapislazzuli, per il colore forse, non lo sappiamo, perché parliamo sempre di una civiltà che ha vissuto tra i fiumi e poi ha visto questa gigantesca landa blu e magari assimilarlo a quelli che erano più vicini a lui, come i lapislazzuli, poteva essere un aiuto. Un'ulteriore traduzione potrebbe provenire addirittura dall'egizio. Pronunciamo terra, mare, verde, così, chic. Dobbiamo fare la A come se stessimo, la O come se stessimo facendo una A e dire I. Chic. Ich, gnu, la massa d'acqua primordiale, e sa, pronome, ed ottenere quella del verde grande o quella del verde del mare profondo. Quindi quella di sa, hic, gnun, la massa d'acqua primordiale, quindi il mare, quella del verde grande. Pensate un po' che potrebbe avere molto più senso rispetto che i greci, poi tra l'altro greci, una civiltà tanto avanzata che chiama quello in base al piede dell'uomo, potrebbe non essere una cosa tanto simile, non lo sappiamo. Quindi, linguisticamente parlando, culturalmente parlando e in generale, come avremmo visto la Sardegna nell'epoca lunagica? La Sardegna era un paradiso e lo sappiamo da sardo, che significa tutto un giardino. Gli egizi e le civiltà del Mediterraneo lo sapevano. Gli egizi in particolare chiamarono il Mediterraneo Wushur, che significa il verde grande, da assimilare probabilmente ai primi corsi d'acqua che vedevano, ok? Anche se Sunur era tutto il mare che circondava il mondo, ok? Poi abbiamo Nun, che era il mare primordiale. Questi erano i mari nell'antico Egitto, ne abbiamo anche parlato quando abbiamo parlato dell'Egitto. All'inizio il mar Mediterraneo era soltanto Urchur nelle prime fonti, ok? Avete anche il geroglifico qui sotto, il mar Mediterraneo. Successivamente, con l'espansione culturale degli egizi, gli egizi cominciarono a dividere le terre che incontravano e tra queste c'erano anche i popoli del mare che vivevano in Corsica, Sardegna e nelle Baleari. Siamo sempre lì per chiamare Ushur Hamehu tutto il Mediterraneo di quella zona lì e chiamare invece Ushur Nesiu vicino al Nefio, all'Onebu che era la Grecia, abbiamo il Mar Ionio. E quindi sono due esempi di come abbiamo anche visto nel primo video addirittura che abbiamo trattato su questa civiltà, di come i sardi siano avanzati e abbiamo parlato anche di questo. Quindi indipendentemente dalle etimologie di Icniusa, Sandaliotis e Sandaliopte e Sardò, sappiamo innanzitutto che venivano chiamati i sardi e la Sardegna Argiurofleps, che significa precisamente una cosa che definisce la Sardegna ancora oggi come Gennargentu, no? L'argento, Argyros, significa argento, e fleps, flebos, è un sostantivo di terza declinazione greca, lo abbiamo anche nella parola italiana flebo, la flebo, che viene infatti messa nelle vene, dalla vena d'argento, le vene d'argento, perché sappiamo che in Sardegna il minerale più presente è proprio l'argento. Quindi abbiamo la conferma di come questi sardi commerciassero il corallo per il quale Cagliari veniva chiamata corallo. La lingua sarda era una lingua
pansemitica e mediterranea, non soltanto neolatina e indoeuropea. L'indoeuropeo anche deriva da queste pansemitiche, perché noi sappiamo che i latini arrivarono qui e avevano anche il latino, poi lo vedremo, perché su questa cosa degli egizi che hanno avuto un effetto sulla cultura anche prima dei greci e dei romani ci torneremo, perché è molto importante. Quindi, indipendentemente da tutto, coralli, gioielli, eccetera, la Sardegna commerciava e aveva una propria scrittura. La Sardegna era forte, era indipendentemente da Sandaliotis, se significa sandalo o guardiana dell'Occidente, lei era guardiana dell'Occidente. Icniusa o sandalo o gioiello del Mediterraneo, e quindi quella dei lapislazzuli, quella al centro del Mediterraneo, o l'antica Atlantide, diciamo così, lo era e come. E Sardò, tutto un giardino lo è sempre stata, vista la bellezza. Purtroppo gli incendi che ci sono stati adesso serviranno degli anni per riportare quel pezzo della Sardegna come erano prima, però io sono fiducioso perché i sardi, come abbiamo letto in quel pezzo del libro di Ruggero, abbiamo visto molto bene come i sardi sono gente che non si arrende e combatte sempre fino all'ultimo. Quindi ragazzi, grazie dell'ascolto e siamo arrivati qui alla fine della prima parte di questo nostro itinerario in questa nuova trilogia, nella trilogia Sardana parte 7, in cui abbiamo visto la lingua sarda. Ovviamente fatemi sapere nei commenti quello che pensate di questo video e noi ovviamente ci rivedremo sia per un altro video in generale, sia per un altro video sugli Shardana, sia tra le prossime settimane, visto che adesso ho dato questo video. La presentazione è stata fatta da me. Ulteriore ringraziamento a tutti gli storici e archeologi e soprattutto a Salvatore De Dora, di cui fonti troverete anche qui sotto per i siti ufficiali e i siti dove andare a comprare i suoi libri, perché sono veramente delle opere importantissime e noi ci vediamo in un mio prossimo video. Quindi veramente grazie di tutto ragazzi e ricordiamoci sempre che dobbiamo essere umili perché io non sono un grottologo né un archeologo, io sono un ragazzo che studia. So il latino e il greco perché faccio il liceo classico e quindi quello che scrivono gli autori classici lo capisco ovviamente nel limite della mia preparazione. E veramente grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo in una prossima puntata di tutto questo. Ciao ragazzi!